L'ex caserma Zanusso consegnata ai profughi perché, diciamo così, dimenticata dall'ex sindaco e attuale consigliere regionale della Libera, che avrebbe scordato di dire al demanio cosa volesse farne, con il Ministero dell'Interno che nel frattempo, per motivi di pubblica sicurezza, se l'è accaparrata. E in questo documento, infatti, se ne parla. A svelare il pasticciaccio la Lega, con il candidato sindaco alle prossime amministrative. Rivela come il comune non potrà più avvalersi di quell'area, l'ex Nato per intenderci, dove si sarebbero dovuti trasferire i vigili del fuoco. Al loro posto, visti i recenti interessi della prefettura, presto si ipotizza dunque un nuovo centro di accoglienza per profughi. Questo documento è un sollecito del demanio che un anno dopo dice all'amministrazione: allora ti sei mosso o no? Non ho ricevuto più niente, c'è scritto agli atti della scrivente non risulta finora pervenuto nessun atto e siamo al 18 settembre 2015, ovvero un anno di inattività. La questione è di quelle scottanti, giunta fino a Roma, dove il capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama ha chiesto chiarezza direttamente al ministro della difesa Pinotti, ma da qui la cosa si sarebbe arenata. Accusano la Lega di aver riportato la domanda al ministro sbagliato. È ovviamente ridicolo perché tutti sanno che il question time non è disponibilità di un parlamentare scegliere a quale ministro rivolgere la domanda, ma i ministri presenti sono decisi dal governo. Lega che continua a chiedere e a pretendere con urgenza una risposta. Ha utilizzato il ministro Pinotti un atteggiamento omertoso. E l'omertà purtroppo io la vedo nella malavita, non dovrebbe essere all'interno dei rappresentanti del governo, e quindi quando è in aula deve rispondere a tutto. Non ci ha risposto, noi faremo altre interrogazioni e ho già sollevato alla Presidenza della Camera la questione perché riteniamo inaccettabile che dei parlamentari, ma soprattutto i cittadini che sono interessati alla questione, vengano presi in giro in questo modo. Per il candidato sindaco della Lega, tra inefficienza, distrazione e svista, ora il costo sarà altissimo. Volevano fare i botti di Capodanno e invece è arrivata la botta per tutta la cittadinanza.